Alberto, tu eri allo stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo. Un Mantova da vorrei ma non posso, cioè tanta volontà, perché questo non si può mettere in discussione, però poco o zero costrutto, soprattutto nel secondo tempo. Sì, guarda, esatto, hai detto bene, perché nel primo tempo a chi mi aveva chiesto un giudizio sulla partita avevo detto che fondamentalmente questo campionato è equilibrato, nel senso che ci sono 4 squadre che hanno preso un po' un leggero vantaggio e poi c'erano, diciamo, ci sono un gruppone di squadre nei 10 punti e sembrava proprio una classica partita da questo campionato, con il Sant'Arcangelo sicuramente più manovriero, sì. Il Mantova magari ovviamente con i problemi legati a tutto quello della settimana, infortuni, tutto quanto eccetera, che comunque forse si era anche fatto preferire dal punto di vista delle conclusioni. Tant'è vero che io insomma, firmando il punto a priori, speravo nel secondo tempo insomma, che la partita non si schiodasse più di tanto, invece purtroppo è bastato quel gol lì di Scotto, fra l'altro un bel gol ma nel quale noi abbiamo anche qualche responsabilità. Sì, da parte di Zaninelli tra l'altro, insomma, di solito non è uno che sbaglia tantissimo, sì, però in questo oggi... caso è capitato, la cosa più brutta, ecco, il Mantova più brutto è venuto fuori lì, nel senso che il gol preso al quarto minuto del secondo tempo ci può stare, la reazione che c'è stata, che ci doveva essere, non c'è stata, è stata una reazione diciamo soprattutto di cuore, ecco, ma non di organizzazione, tante palle lunghe, tanta voglia di fare, ma purtroppo alla resa dei conti nessun tiro in porta degno di questo nome, e questo purtroppo è una cosa che si ripete, perché una volta è successo a Casale, una volta è successo a Cuneo, una volta si chiama in ballo, per carità, magari il rigore che c'è e non c'è, certo. Un'altra volta ci può stare un rigore che ci poteva essere, oppure il gol in fuorigioco, tutto quanto. La realtà dei fatti è che comunque noi quando prendiamo gol facciamo una fatica terribile a recuperare, e quindi quando 3-4 indizi alla fine fanno una prova. Ecco, infatti Alberto, Sergio, mi ha lanciato il tema proprio della domanda che ti volevo chiedere. Tante sconfitte per 1-0 per questo Mantova. Arriva il gol, spesso magari anche per un episodio, per una prodezza, sia un rigore o una prodezza di un avversario o un errore nostro o un rigore magari dubbio, però poi Mantova non riesce a rimontare. Sì, mi ricordo solo la rimonta, così diciamo, fatta con l'Eco, ma stiamo parlando dell'Eco che sappiamo com'è messo in classifica, insomma, e questo sì preoccupa, perché effettivamente è vero che le sconfitte per un 1-0 danno adito a questo tipo di recriminazioni, o ci si può attaccare su queste cose, però penso che, come dicesse Alberto, non è un caso quando una squadra perde tante partite 1-0, e soprattutto quello che mi ha preoccupato, io non ero a Sant'Arcangelo oggi ma l'ho seguita per radio la partita, è questa poca reazione, o reazione così molto blanda che c'è stata, cioè nella partita c'era tutto un tempo da giocare. Nel primo tempo, come ha detto Alberto, il Mantova non ha giocato, non ha demeritato, magari è stato più appariscente in Sant'Arcangelo da quello che posso aver intuito dalla radiocronaca, però in fondo lo 0-0 era il risultato che fotografava benissimo il primo tempo, poi nel secondo prendi un gol e non c'è quella forza di reagire. Non so se è un problema psicologico, se è un problema effettivamente di forza che non abbiamo per arrivare a questo. Questa è una cosa che si può discutere, perché effettivamente poi si aprono altri tipi di problematiche, secondo me, se andiamo a analizzarla fino in fondo, questa sconfitta. Sappiamo che la classifica in realtà è anche falsata da tutta una serie di penalizzazioni, e questo preoccupa ulteriormente i tifosi del Mantova. Il Mantova dà l'impressione di essere in alcuni frangenti un po' tenuto insieme con un filo molto sottile. Se questo filo si spezza saltano tutti gli equilibri, perché effettivamente nel primo tempo non che si pensasse magari di vincere la partita per quello che si era visto, però il Mantova aveva fatto vedere qualcosa di più forse che del Sant'Arcangelo, che aveva trovato 2 occasioni in maniera abbastanza episodica. Certo. Sai, io dico che adesso, senza volere né criticare nessuno né buttare la spada addosso appunto a qualcuno, cioè io dico che onestamente insomma 18 partite sono un margine sufficiente, è un girone sostanzialmente, e in questo girone noi, insomma, voglio dire, un girone è più che sufficiente per trarre un bilancio, e onestamente insomma i punti che abbiamo secondo me sono questi e sono quelli che meritiamo, nel senso che anche ripensandoci non vedo delle partite dove abbiamo raccolto meno di... Sì, forse col Savona poteva andarci meglio, però forse in qualche altra occasione, vedi con Renate, forse qui la squadra francamente è questa, e secondo me è il punto di partenza, ripeto, senza colpevolizzare nessuno, proprio alla vigilia appunto di un mercato
per rendersi conto e per capire con tutta tranquillità, franchezza e serenità, capire dove si è sbagliato. Soltanto chi lavora e chi fa sbaglia, e bisogna prendere atto di dove si è sbagliato. Forse, secondo me, si è dato forse per scontato che il girone fosse più facile, forse si è pensato che bastasse pochi innesti su una squadra che l'anno scorso aveva stradominato, forse magari dimenticando che forse magari il campionato l'anno scorso è stato un pelo forse così più facile, ma ripeto, sono tutte impressioni, tutte cose che però, ripeto, c'è tempo anche per ragionarci con tutta tranquillità, tutta franchezza. In quest'estate si è lavorato in questo modo, è ovvio che sotto gli occhi di tutti si sperava in qualcosa di meglio, quindi sicuramente si è sbagliato. Il problema è adesso, con tutta tranquillità, onestà, serenità, avere proprio la lucidità di dire dove abbiamo sbagliato e interveniamo, perché interveniamo soprattutto con cognizione di causa, proprio perché, ripeto, è chiaro che non dobbiamo illuderci più di tanto, ecco, però la classifica dopo un girone d'andata comincia a far paura, perché insomma io dico che veramente, cioè, quest'anno è andata come è andata, però insomma salviamo il salvabile e poi dopo tutto quello che magari, ecco, prepariamoci adesso per un campionato positivo l'anno prossimo, diciamo, mettiamo le basi adesso per poi magari fare qualcosa di meglio l'anno prossimo. Allora, è anche un campionato magari di non facile lettura, perché comunque c'è da tener conto che 3 squadre che si trovano al di sotto del Mantova senza le penalizzazioni, che però, per carità, sono arrivate per una serie di errori compiuti dalle rispettive società, e quindi la classifica va accettata per quello che è. Però in testa alla classifica vediamo nelle zone alte della classifica Treviso, Rimini, Cuneo, Sant'Arcangelo, squadre che l'anno scorso erano in D. Il Mantova è invece nell'altra metà. Cosa si è sbagliato secondo te? Rispetto a quello che hanno fatto avversari e che comunque abbiamo affrontato, e in un caso, ad esempio quello del Treviso, siamo anche riusciti a battere. Si parla chiaramente, come diceva Alberto, credo anch'io di scelte sbagliate, perché chiaramente adesso manca ancora una partita, si può già esprimere un giudizio, come diceva anche Alberto prima. Questa squadra chiaramente dimostra dei limiti, sono limiti tecnici, sono limiti psicologici. Chiaramente anche intervenire come si pensa di intervenire non è facile, perché servirebbe, questo lo si è detto più di una volta, almeno un giocatore per reparto. Cosa si è sbagliato? Probabilmente si pensava anche di avere il discorso dei giovani è sempre un discorso eterno all'otto, no? Nel senso che se sei fortunato va bene, ma è stata una scelta che giustamente la società ha fatto, visto che anche poi porta anche dei benefici dal punto di vista economico schierare questi giovani. Però credo anche che a questo punto non sia solo un discorso di giovani che non rispondono alle esigenze di cui tutti ci aspettavamo, ma sono anche un po' che tutti gli altri, quindi è un discorso un po' generale, insomma. Arrivare adesso a pensare di cambiare tutta la squadra non è possibile, però sono tanti gli aspetti che non vanno, e quindi è anche difficile individuiamo all'attacco, in difesa o in un reparto i mali del Mantova. È una squadra, questo è un discorso di fondo che dobbiamo, visto che ancora si sente fare discorsi più alti di playoff o mica playoff. È vero che il campionato è equilibrato, però adesso bisogna anche calarsi in una realtà diversa, che il Mantova è in quella zona di classifica, bisogna uscirne più presto. Se poi verranno delle cose migliori, tanto meglio. E secondo me bisogna correre ai ripari, questo è evidente. Con degli innesti. Prego, solo una cosa, voglio dire, poi tante volte sai il calcio poi a Mantova, noi bene o male siamo un po' gli storici del Mantova, i corsi e ricorsi storici, il campionato 2001-2002 con Falsettini allenatore, voglio dire, più o meno eravamo in questa posizione, addirittura cambiammo anche 2 allenatori, al posto di Falsettini venne Frutti, poi arrivò Castagnaro, subentrò Boninsegna, e per dire la squadra era forse anche messa peggio di adesso, no? Con una squadra che costava anche molto di più. Poi voglio dire, arrivarono 3 giocatori, Caridi davanti, certo. Pellegrini assestò la difesa, Volpe, voglio dire che alla fine della storia... Alberto, io provo a stuzzicarti in questo modo, non c'è paura, visto che voi oltre che essere giornalisti che seguite il Mantova siete anche, tu ha detto Stampa anche, siete anche tifosi del Mantova, cioè non c'è la paura da parte dei tifosi più che della retrocessione, di una aurea mediocrità?
cioè che il Mantova ripiombi ancora in un ciclo di 2, 3, 4 anni in cui finisce a metà classifica e sei senza infami, senza logo. Io questo mi dai l'occasione per dire una cosa che io sostengo da sempre, cioè noi negli ultimi 40 anni abbiamo fatto 5 anni di B, quindi abbiamo fatto 35 anni di mediocrità e quindi la B è stata una cosa al di fuori, quindi vuol dire che purtroppo la nostra dimensione era quella, era la C2 e la C1, complice tante cose, le società che andavano, venivano, tutto il resto, eccetera, eccetera. È chiaro che l'anno scorso, nel 2010, eravamo in B, è chiaro che la bocca è ancora quella, però io penso che il tifoso mantovano fondamentalmente, insomma, se le cose gli vengono spiegate, se vede un progetto fatto in un certo modo, ripeto, abbiamo fatto tanti di quegli anni di C2 che alla fin fine, voglio dire, un anno in più non fa la differenza. Il problema è probabilmente, insomma, capire, ecco, che c'è un progetto e che c'è un progetto che alla lunga, io parlerei anche veramente abbastanza chiaro, ripeto, senza voler insegnare niente a nessuno, cioè voglio dire, siamo partiti dalle macerie, è ovvio che ricostruire non è facile, dopo un terremoto non è che il giorno dopo la casa è in piedi, ci vuole del tempo, ci vuole della pazienza e ci vuole anche da parte, appunto, ripeto, anche della società e ovviamente proprio anche la pazienza nel dire alla gente, ragazzi, dateci una mano perché comunque non è facile ripartire da zero. Già vincere un campionato l'anno scorso sembrava una cosa scontata, ma scontata non lo era, perché tante squadre, vedi Venezia, forse probabilmente lo vincerà quest'anno, San Benedettese, voglio dire, Teramo stesso. Lo stesso Mantova era passato verso l'esperienza di un campionato di D non vinto. Il Rimini stesso è arrivato secondo dietro di Sant'Arcangelo e ha vinto dopo i playoff che sembravano non ci fossero ripescaggi. Quindi abbiamo fatto una cosa importantissima. Il problema, ripeto, è secondo me gettare le basi con calma, serenità e dire ragazzi, con calma arriveremo dove siamo arrivati, però pensarci di arrivare subito no, questo è fuori discussione secondo me. Prima di sentire l'intervista a Claudio Valigi, io intanto leggo uno dei messaggi che i tifosi hanno lasciato sulla nostra pagina Facebook. Cesare Spotti dice: non è possibile schierare, è una critica abbastanza articolata, non è possibile schierare una squadra composta per metà da giocatori rotti, atleticamente in difficoltà o fermi da anni, benché vada si perde di misura, campagna acquisti estiva quasi completamente sbagliata. Questa è la nazionale del DS Bonometti che viene tirato in ballo dal nostro tifoso. Bonassi, Santuro, Famà, Barocelli, Girelli maschio, Dalla Bona, Molteni, Noman, Albanese, Vignali. Abbia almeno la decenza di dimettersi prima che i tifosi lo costringono ad andarsene con mezzi meno urbani. Domenica in molti per protesta non entreranno allo stadio, in pochi mesi si è distrutto un patrimonio di entusiasmo e simpatia. Adesso si salvi chi può, ma occorre fare in fretta e non sbagliare la campagna di gennaio. Rieccoci in studio, abbiamo letto poco fa le considerazioni del tifoso Cesare Spotti che bacchettava, anzi dava una bella tirata d'orecchie al direttore sportivo Bonometti. Leggiamo altri due messaggi sempre dei nostri tifosi lasciati sulla pagina Facebook di Tribù Biancorossa o di Mantova Football Club. Alberto Leali: rimango del parere che non ci sono giocatori all'altezza e neppure quei nomi che circolano, purtroppo non ci sono soldi e non comprate per comprare. Matteo Blinker Palmarini dice: ci diciamo sempre che il problema principale è la difesa e sono d'accordo, ma anche attacco e centrocampo non sono da Mantova, tiriamo fuori i soldi e facciamo almeno un acquisto di valore per reparto, escluso il portiere perché è l'unica sicurezza che abbiamo, forza ragazzi. Mentre Mattia Fornasari ci chiede aggiornamenti sulla situazione di Caruso e di Noman e vedremo poi di dargli qualche risposta nel corso della trasmissione. Sergio, una bella bacchettata a Bonometti, qui è stata tirata in ballo una nazionale di giocatori acquistati da lui, insomma, vabbè, lasciando stare il buon Bonassi che insomma è arrivato come terzo portiere, quindi non poteva avere possibilità di giocare, ma da Santuro, Famà, Barocelli e ahimè Molteni allo stesso Girelli e Albanese sono giocatori che per il momento non hanno inciso. Sì, è difficile. È difficile dare torto a questo tifoso. Io ti faccio una domanda più specifica. La sensazione che hanno avuto i tifosi dall'anno scorso a quest'anno è che si sia sfasciato un po', o perlomeno scardinato un po', un gruppo che pur con i limiti tecnici che poteva avere funzionava. Questa è l'impressione che ne hai ricavato anche tu? Il spogliatoio è chiaramente molto importante e del resto è anche calato molto l'entusiasmo dei tifosi, forse perché abbiamo detto si sta facendo un campionato mediocre, ma vediamo anche dalle presenze allo stadio che sono calate sensibilmente. Questo succede anche quando magari la squadra non è nei primi posti classifica, questo magari a volte capita. Io ho visto un calo abbastanza preoccupante secondo me anche dei tifosi che come numero vanno allo stadio
in questo momento. È chiaro che quando una squadra è davanti o vince come ha fatto l'anno scorso risulta anche più facile seguirla e sostenerla, mentre adesso è più difficile. Però io non credo che ci sia del vero, che effettivamente serva, come dicono i tifosi, un acquisto per reparto e che le responsabilità ci siano. Il discorso dello spogliatoio non lo so, sicuramente non è una cosa che mi competo, perlomeno posso, non ho colto questo aspetto, può darsi che sia anche questo. Sicuramente non so, c'è meno compattezza, c'è meno, sembra meno solida, sembra soprattutto la squadra sgretolarsi molto presto nelle difficoltà, difficilmente ha reagito o ha dimostrato quando si è trovata in difficoltà di cambiare il volto della partita, almeno se non ricordo male questo è accaduto pochissime volte quest'anno. Un Mantova in difficoltà nel cambiare il volto della partita è successo purtroppo anche oggi. Sentiamo le considerazioni del mister Claudio Valigi. Ci scusiamo per qualche piccolo problema della qualità audio, vediamo. Credo che meritavamo di fare un pareggio oggi, perché comunque la nostra squadra non ha, secondo me, demeritato. Abbiamo, secondo me, subito il gol nel minuto migliore che eravamo ripartiti bene. È stata una giocata, è stato bravo Scotto, sì, a fare questa giocata, si è liberato, forse gli abbiamo concesso un po' troppo spazio. Poi dopo la differenza è che abbiamo creato anche diversi presupposti per poter fare gol anche nel primo tempo. Nel secondo abbiamo avuto una palla lunga davanti alla porta per un avversante che purtroppo si è reso conto di essere rimasto da solo su un calcio d'angolo quando è stata giocata la palla e forse siamo stati proprio determinati e cattivi in fase negli ultimi 25 metri, ma non l'area di rigore avversaria assolutamente faticosa. L'area l'attacchiamo male, sempre così, il solito problema nostro, perché sul piano della prestazione posso dire che oggi tutto sommato la squadra si è comportata bene. Valigi dice che la squadra oggi si è comportata bene, soprattutto nel primo tempo qualcosina abbiamo visto, però effettivamente troppo poco per poter impensierire Sant'Arcangelo. Ha anche aggiunto, purtroppo non abbiamo potuto metterlo per la qualità non accettabile dell'audio che abbiamo raccolto, ha fatto anche delle considerazioni dicendo che il Mantova al momento come obiettivi deve pensare soprattutto a ottenere una salvezza tranquilla. Poi tutte le partite che ci saranno in più si vedrà. Alberto, prima si parlava anche con Sergio di un piccolo scollamento che c'è stato anche, non grave, tra tifosi e squadra. C'è un po', neanche scollamento, un calo di entusiasmo. I tifosi effettivamente sono abbastanza delusi, anche se poi devo dire che al Martelli vengono, incitano, quindi non fanno mancare il proprio sostegno, però c'è un po' di delusione. Può anche essere dovuto a dei rovesci che sono arrivati magari in certi momenti della stagione quando meno te l'aspettavi e in modo abbastanza rovinoso. Penso al 4-0 di San Bonifacio, quando era in reduce dalla vittoria di Renate, il 3-0 casalingo col Poggi Bonsi quando era in reduce da 2 trasferte positive. Cioè, anche questo può aver contribuito, appena magari provavi a entusiasmarti un po', arrivava la mazzata. È anche questo che può aver inciso? Sai, già, tanto per farti un esempio, quest'anno abbiamo fatto meno abbonati dell'anno scorso ed è un paradosso nonostante siamo in una categoria superiore, no? Quindi è normale che poi dopo un po' ti abitui. Tu l'anno scorso hai, diciamo, in fase nonostante si era col morale sotto i tacchi tutto il resto, però c'era, se non altro, c'era il ricordo della Serie B e c'era quindi così la volontà, l'entusiasmo, insomma qualcuno era rimasto attaccato, diciamo, no? E quindi c'era comunque la volontà di provare a ripartire, perché io mi ricordo anche i tempi del fallimento di Grigolo, cioè io mi ricordo la prima partita che si fece in eccellenza, non in Serie D, in eccellenza, si giocò col Viadana, ci furono 4.000 persone, l'anno dopo si giocò in Serie D contro il Trento e c'erano 3.000 persone, quindi è normale che dopo un po' la gente si abitua, come del resto quando eravamo in Serie B i primi anni facevamo 6.000-7.000 persone di abbonati, cioè scusa di media, e gli ultimi anni alla fine, al di là, insomma, la gente poi praticamente si era assuefatta alla Serie B e questo fa parte normalmente della situazione, avevi 3-4.000 persone, chiaro che c'era sempre uno zoccolo duro importante. Io penso che il tifo comunque, guardando sempre nella media, guardando anche sempre quello che ci sono i lunedì sui giornali, insomma la media del tifo mantovano è sicuramente una media importante. Sì, sì. Questo è fuori discussione. C'è la critica, ma del resto questo lo si sa, cioè fare calcio a Mantova a volte poi si può discutere se
se forse siamo sovradimensionati, no? Proprio dal discorso che facevo io prima, che 35 anni di di C2 dovrebbero forse portarti, però qui è così, qui abbiamo 2 giornali, abbiamo 2 televisioni che ci seguono quotidianamente. Io nel mio piccolo, quando facevo l'opinionista dicevo una cosa, adesso che faccio l'addetto stampa per la società, la prima cosa che dico ai giocatori quando arrivo, dico ragazzi fate conto che qui se venite da Montichiari, se venite da chissà dove, voglio dire, sappiate che cambia la cosa, perché anche una parolina detta così, magari senza badarci, alla fin fine c'è sempre un orecchio magari del tifoso che ha piacere a dirlo e poi diventa, quindi questo fa parte chiaramente delle cose, ma io non credo, è chiaro che è ovvio che i risultati non entusiasmanti hanno sicuramente un attimino spento un po' di entusiasmo, però ripeto, io penso che la gente tutto sommato, e lo vedo anche, lo sento anche da questi messaggi, c'è comunque gente che alla fin fine vorrebbe sempre vedere, vorrebbe dare un consiglio, dopo c'è qualcuno che magari la butta in maniera anche un po' forse eccessivamente polemica, però forse anche per troppo amore. La gente è legata al manto, è chiaro che si vorrebbe, come dicevo prima, rifare gli scalini, ma purtroppo non è facile. L'entusiasmo io non lo volevo mettere in dubbio, l'entusiasmo quello c'è, perché effettivamente in qualunque partita, io ho visto anche Mantova-Lecco, fino all'ultimo minuto i tifosi non hanno fatto mai mancare il sostegno, però effettivamente io mi calo il più possibile nella mente del tifoso quando ti arriva una sconfitta pesante o un ciclo di sconfitte pesante, quando pensi di aver cominciato a intravedere la fine del tunnel, effettivamente non credo che crei disamore, però una grossa delusione sì. Purtroppo ecco, quello che volevo dire prima che mi era sfuggito, perché è vero che la classifica, come diceva prima anche Sergio, è ancora abbastanza corta, anche se io sto guardando il basso, però insomma andando ai playoff non ci sarebbero tanti punti, però la realtà dei fatti cos'è? La realtà dei fatti è che purtroppo noi dobbiamo valutare che purtroppo non siamo continui, siamo una squadra che passa da 4 sconfitte consecutive a 2 vittorie, un pareggio, una sconfitta, cioè purtroppo la continuità a volte basterebbe anche un pareggio, in emergenza, resti aggrappato, la settimana lavori meglio, purtroppo anche una sconfitta di questo genere, per quanto non è un 3-0, però alla fin fine l'autostima cala, il martedì ti ritrovi a dover discutere su una sconfitta, guardi la classifica, ha un aspetto diverso, la gente ovviamente si aspetta delle altre cose, purtroppo è così e a noi manca questo, purtroppo manca la continuità di avere quei 3, 4, 5 punti in più che ti darebbero un po' più di speranza. Che però purtroppo se non abbiamo, ripeto, è un limite oggettivo. Allora, a volte basterebbe anche magari qualche punticino in più, lo dice Davide Bersi nell'intervista che segue. Purtroppo è un periodo che non riusciamo ad essere incisivi sotto porta. Nel primo tempo penso si siano contate 3-4 palle messe dentro da Spinale, nelle quali insomma non siamo riusciti a entrare con la cattiveria giusta, probabilmente non siamo riusciti nemmeno a impensierire il portiere. Purtroppo è capitata poi un'azione loro nel secondo tempo dove abbiamo subito gol, abbiamo provato a reagire anche con un po' forse di confusione, stiamo provando a buttarla la palla, loro si erano chiusi bene, abbiamo comunque avuto un'occasione buona con Del Sante, altre mezze occasioni, ma ecco, ripeto, purtroppo c'è stata poca cattiveria e incisività sotto porta. Siamo quasi alla fine del giro dell'andata, analizzando queste e magari anche altre sconfitte, c'è un po' di rammarico vedendo che il Mantova è in grado di mettere in difficoltà chiunque se vuole. Sì, il rammarico come dici tu è tanto, perché soprattutto come partite come quella di oggi almeno un punto lo si deve portare via, perché si sono fatte delle buone cose, c'è stata la giusta cattiveria da parte nostra agonistica nel complesso della partita e quindi secondo me insomma un punticino lo si poteva prendere, anche perché era sicuramente un buon avversario quello che avevamo di fronte oggi, ma non insormontabile, quindi insomma ci sta purtroppo che esci con 0 punti anche da partita del genere, cercheremo di portarne a casa nell'ultima di campionato. Subentra anche un po' di scoramento, Giacomo, vedendo che tante partite il Mantova potenzialmente sarebbe in grado di poterle controllare e poi dopo invece va a finire con una sconfitta, magari anche solo per un episodio. Ma devo dirti, abbiamo preso il gol secondo me nel momento in cui stavamo meglio. Nel primo tempo abbiamo sofferto un pochettino, però ce la siamo giocata alla pari, abbiamo creato qualche occasione in più. Nel secondo tempo siamo partiti bene e poi abbiamo preso questo gol. Sicuramente insomma, ci sta a prendere gol, ci sta a lasciare qualche occasione anche agli altri, però quello che non ci sta è che non possiamo creare sempre 8 palle gol per farne una, quindi bisogna essere più
più cattivi sotto porta, insomma cercare di concretizzare tutte le minime occasioni che creiamo, perché indubbiamente sono quelle che fanno la differenza. Sul discorso della concretezza, il Mantova anche oggi ha tirato 6 calci d'angolo più dell'avversario e non è mai stato pericoloso. Occorre lavorare anche su questo? Sì, certamente sì. Nelle ultime partite, come ci aveva detto il mister in settimana, abbiamo guadagnato una media di 9-10 calci d'angolo a partita, però non siamo mai riusciti a sfruttarli appieno, perché comunque il calcio d'oggi e le punitive sono importantissime. Quindi insomma dobbiamo migliorare sicuramente sotto questo punto di vista. Leggiamo altri 2 messaggi dei tifosi. Oggi ero a Sant'Arcangelo, dice Enrico Saccani, e devo dire che ho visto una squadra scialba, senza grinta, senza la giusta cattiveria sportiva. Così in C2 si fa poca strada, servono innesti ma anche un cambio di mentalità. Mi piacerebbe sapere da mister Valigi cosa aspettava fare qualche cambio e soprattutto cosa aspettava capire che Franchi in quella posizione proprio non va. Poi mando un abbraccio a tutti i ragazzi di tifoso biancorosso. Demetrio Barbato invece: qui ora che qualcuno si sveglia precipitiamo diretti in Serie D, qualcuno non lo merita. I dirigenti, qualche considerazione sulla partita e sul possibile mercato del Mantova, sulle strategie di mercato, nell'intervista che abbiamo fatto al vice direttore generale Sergio Fincati. Vediamo. C'è tanto rammarico, ancora una volta il Mantova dimostra di avere delle buone potenzialità, però si torna a casa sempre con 0 punti e con delle occasioni che non vengono sfruttate. Ma il rammarico c'è, perché secondo il mio punto di vista oggi il Bari ci poteva stare tranquillamente, abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni per poter concretizzare un buon volume di gioco, direi. Comunque ci stava anche perché abbiamo fatto una gara onesta, impegnata e che abbiamo cercato di concretizzare, non riuscendo a farlo. Abbiamo giocato contro una squadra molto meno organizzata a livello di gioco, ha sfruttato diciamo, l'unico errore difensivo che è nato, e quindi il risultato ci penalizza un attimino. Facendo l'analisi di questo girone d'andata, con i se e con i ma non si fa la storia, il Mantova è un punto sopra la zona play-out, però ci sono tanti punti persi per strada. Sono tanti punti persi per strada, dobbiamo cercare di fare l'ultima gara domenica con la Pro Patria e finire il girone d'andata per poi fare una ricognizione assieme alla società e cercare di modificare un po' l'assetto dei giocatori. Lo stiamo facendo, lo stiamo programmando. Tutto questo dipende, come ho sempre detto, comunque dall'uscita che riusciremo a portare sul mercato. Cioè, noi abbiamo una rosa abbondante, prima di incrementarla dobbiamo ovviamente mettere sul mercato qualche giocatore. Aspettiamo. I nomi sono quelli che si sono detti? I nomi più o meno sono quelli che si sono detti. Noi come società abbiamo già le idee abbastanza chiare. Ci stanno facendo nomi, ma noi stiamo lavorando intensamente per cercare di fare un programma diverso per il girone di ritorno. Questo è un po' il nostro concetto.